L'incontro di oggi è dedicato alla presentazione dei risultati di un primo periodo di attività del progetto Ecodesign e riciclo di dispositivi di protezione individuale in una filiera territoriale circolare, che ci permette sostanzialmente di affrontare il tema della ottimizzazione nella gestione di rifiuti provenienti appunto da dispositivi di protezione individuale in senso lato, quindi dalle mascherine ai camici alle tute, che sono multimateriali polimerici, con la possibilità appunto di valorizzare il rifiuto che in questi ultimi 2 anni sta incrementando in maniera esponenziale. Solo in Italia sono 300.000 le tonnellate di dispositivi di protezione individuale che vengono prodotti all'anno e che solo in parte vanno ad essere inceneriti, perché molti di questi finiscono nella raccolta indifferenziata. Parliamo di polimeri, parliamo in senso quindi ancora più ampio di plastiche, e quindi questo progetto ci permette anche di affrontare la tematica del recupero, del riciclo, del riuso, dell'utilizzo quindi delle plastiche nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, attraverso la modellizzazione di un processo territoriale appunto di rigenerazione di questi materiali. Con il Covid ovviamente sono aumentati i dispositivi di protezione personale e con questi sono aumentati anche i rifiuti prodotti da tutto ciò. L'economia circolare significa anche essere in grado di recuperare questo materiale. Le reti innovative regionali a servizio proprio di questo, e quindi una sostenibilità ambientale sicuramente, l'economia circolare è questo, ma una sostenibilità anche economica. La sfida che noi dobbiamo vincere è rispettare l'ambiente, dando però la possibilità alle nostre imprese di continuare ad essere delle grandi imprese. Il Veneto accetta con grande passione questa sfida, e le reti innovative regionali sono esattamente la risposta all'esigenza che hanno le nostre imprese di fare innovazione e ricerca.